Look into my eyes. Ciao da Nicoletta, questa pillolina è dedicata a un mio carissimo amico a cui voglio veramente molto bene, che amo moltissimo. Esiste l'amore anche in amicizia, È dedicata a Jonathan perché camminando per il parco di Lugano ho trovato questo cuore, quindi questa pillola la dedico a Jonathan della libreria esoterica di Milano e alla sua compagna ad Erika, con cui ho appena fatto una bellissima vacanza e con cui sono stata benissimo. E vi parlo di gratitudine perché vi dico questo: ho sperimentato proprio in questi giorni un senso bellissimo quando mi parlavano di alcune cose, quando sentivo la loro felicità in alcune scelte di vita. Ho provato un senso di connessione pazzesco e mi sono resa conto di una cosa: quanto spesso succede di non provare purtroppo quella gioia, quel senso di condivisione, quel senso di come si può dire, partecipazione quando qualcuno che conosciamo ottiene risultati straordinari. E proprio in questi giorni con questi due cari amici ho sperimentato invece l'opposto, ho sperimentato quanto sia bello gioire per un risultato che qualcuno ha, quanto sia bello gioire per la felicità che qualcun altro ha, anche se tu magari in questo momento non hai la stessa felicità. E ti assicuro davvero di cuore che fa molto più bene all'anima, gratifica molto di più e riempie molto di più il condividere una gioia con le persone a cui tieni, il dire che bello veramente, senza invidia, senza quello spirito a volte di, come si può dire, mi aiuti da casa? Non mi arriva, quello spirito di competizione che a volte si può avere con qualcuno che ci è vicino, ma avere quel senso di unione di dire sono proprio felice per te. E tu da casa, per chi sei felice? Oltre che ai tuoi risultati, riesci a gioire dei risultati delle persone che ti stanno vicino? Riesci a essere grato come se fossero i tuoi risultati anche dei risultati delle persone a cui vuoi bene? Riesci a stare bene quando vedi che qualcuno che ami sta bene? Perché davvero ho imparato questo purtroppo: la maggior parte delle persone è in grado di accogliere gli insuccessi delle persone. Pochi sono coloro che invece sanno gioire e condividere i successi. Io ho scelto, dopo questa esperienza ancora una volta, di condividere i successi delle persone, di essere grata quando qualcuno ottiene un successo e di sentire quel successo come se fosse un successo mio. Cosa ti fa essere grato? Di quello che fai tu, di quello che sei tu, ma anche di quello che possono ottenere le persone a te vicine. Cosa ti fa essere grato? Cosa ti fa sentire connesso? E un bacio a Jonathan, un bacio a Erika, un bacio al nostro capitano della nave che è Gian Antonio. Un grazie per la settimana che mi avete permesso di vivere in modo sereno, fluido e piacevole. E a tutti un arrivederci. Cosa ti rende grato nella condivisione dei risultati altrui? Ciao! Everything